Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nell'Alta Toscana alla scoperta di Fos di Novo in provincia di Massa Carrara. Il comune bandiera arancione del Touring Club italiano si trova a 550 metri sul livello del mare e conta circa 4.800 abitanti ripartiti tra il borgo capoluogo, dove ci troviamo in questo momento, e le altre frazioni del territorio. Fos di Novo ha dei panorami incredibili: alla nostra destra le montagne, alla nostra sinistra il mare. Quindi qui da Castello Malaspina iniziamo il nostro itinerario. A voi Fos di Novo! E con il sindaco Camilla Bianchi iniziamo il nostro itinerario a Fos di Novo. Ci presenti questo bellissimo comune della provincia di Massa Carrara. Grazie. Fos di Novo è un comune territorialmente molto vasto, nella provincia di Massa Carrara appunto, quindi nord della Toscana, al confine con la Liguria. Mi piace raccontarlo, diciamo, arrivando dall'Alta Italia, perché è il primo punto dove si vede il mare, quindi arrivando dalla Cisa anche anticamente i pellegrini vedevano qui a Fos di Novo per la prima volta il mare. Arrivando appunto dalle zone montane si può vedere subito l'emergenza architettonica di Fos di Novo, che è il castello, che con la sua cortina muraria altissima dalla parte nord presentava il borgo, che è il capoluogo ancora oggi del comune, quindi sede del municipio, ma ha una corona di borghi che fanno parte appunto del comune, che sono 11, quindi col borgo di Fos di Novo 12. Il più popoloso è in pianura e si chiama Caniparola. Ogni borgo ha la chiesa, emergenza architettonica, ha una storia ferrata, nel senso anche da raccontare, anche con cose da scoprire, e quindi insomma è un territorio molto vasto e anche molto ricco. Tra i borghi ricordo Pulica, perché è stato trovato proprio a Pulica un elmo del III-IV secolo dove c'erano i Liguri Apuani, di cui conserviamo una copia proprio qui nella torre. Il borgo di Ponzanello, che è dell'XI secolo, con 3 cerchie murarie concentriche, e il castello che sovrasta il borgo. Insomma è un comune, diciamo, vasto, complesso, ma che merita una visita. Un paese dalle origini antichissime e importante perché addirittura coniavate moneta. Sì, qui all'interno della torre c'è il torchio che batteva moneta, il pasquino dei Malaspina. Questo dà anche l'idea della ricchezza della famiglia Malaspina. Se ne può vedere anche la ricchezza nelle nostre chiese. Vicino abbiamo le cave di marmo, quindi gli altari sono molto preziosi e c'è un'attenzione e uno sforzo particolare. Ma che cos'è Fos di Novo per lei? È il luogo della mia famiglia, mio padre è nato qua, quindi insomma io ne sono sindaco, e quindi è il posto che ci piace promuovere, ci piace raccontare, ci piace far conoscere, ecco, perché i piccoli borghi in questo momento, abbiamo visto, sono scrigni preziosi che possono dare tanto. Lo abbiamo scoperto dopo questi 2 anni difficili di pandemia, sono i luoghi dove la gente poi alla fine gli piace ritornare per un distanziamento naturale che abbiamo tra di noi, perché siamo pochi, stiamo bene, ma una ricchezza nei prodotti, una ricchezza nell'agricoltura, una ricchezza tutta da scoprire. Una popolazione forte che poi ha lottato nella Seconda Guerra Mondiale, e questo, che era un torrione del castello, andò distrutto, no? Sì, questa torre è stata restaurata negli anni 90, faceva parte del castello, è stata bombardata, è stata distrutta, adesso è restaurata con fondi statali, è una torre pubblica, sede dell'ufficio turistico, ci sono mostre, più gli incontri istituzionali, perché è un luogo prestigioso. Vogliamo chiudere con un invito?
E l'invito è di venire a scoprire Fosinovo, venire a scoprire la nostra terra, la Lunigiana tutta, ma soprattutto Fosinovo, fermarsi anche un pochino di più, perché troverete sicuramente negli nostri agriturismi, nei nostri punti di accoglienza, diciamo una genuinità dell'accoglienza e potete davvero scoprire i prodotti laddove si fanno. Grazie Sindaco, e noi adesso andiamo ad incontrare il parroco di Fosdinovo. E con Don Emanuele Borserini, parroco di Fosdinovo, andiamo a scoprire la comunità cristiana, e qui siamo all'interno della parrocchiale con un titolo antico importante, quindi presentiamo questa comunità cristiana. Grazie, la comunità cristiana di Fosdinovo è complessa da tanti punti di vista perché ha una storia molto importante e bella alle sue spalle, e oggi complessa perché è fatta non solo dalla piccola comunità che si raduna attorno a questa chiesa, ma anche da tutte le altre parrocchie in cui è suddiviso il comune e che oggi compongono l'unità pastorale di Fosdinovo. Quindi ognuna con la sua storia, ognuna con le sue esigenze, ognuna con le sue particolarità, certamente abbastanza omogenee, si intende, però ognuna con la sua vita e tutto quello che ogni piccola parrocchia ancora oggi giustamente richiede. Però questo è un po' il gioiello di tutto il territorio, addirittura una chiesa che prima era per insigne e prepositura. Certo, questo titolo inusuale dice quanto questo sia il gioiello di tutta la nostra zona, di tutta questa grande comunità cristiana che vive in questo comune. Una chiesa importante, fin dall'antichità presente e dedicata a San Remigio, questo santo francese molto antico, importante di tutta la storia della chiesa, che nei secoli si è ampliata, è stata ricostruita più volte fino alle forme seicentesche che possiamo vedere ancora oggi. Qui è racchiusa anche un po' la storia, perché poi abbiamo un mausoleo. Questo mausoleo, così davvero bello e conservato sorprendentemente bene, della seconda metà del XIV secolo, ed è il mausoleo del primo marchese Malaspina di Fosdinovo, Galeotto Malaspina. Poi qui abbiamo due confraternite e quindi due oratori, e uno, quello dei Rossi, confina proprio con la parrocchiale. Certamente questa parrocchia ha avuto molte confraternite nella storia, non solo che si sono susseguite, ma anche compresenti in momenti davvero, potremmo dire, più ferventi della sua bella storia. Oggi sono tuttora operanti le confraternite dette dei Bianchi e dei Rossi, che sono legate anche a due chiese, quella dei Bianchi poco più giù, che è anche santuario della Madonna Annunziata, e quella dei Rossi che invece è del Santissimo Sacramento, e forse proprio per questo collegata direttamente alla chiesa parrocchiale. La Madonna Annunziata, che ha una storia importante. Anch'essa una bella storia importante perché è detta tra i suoi vari titoli anche Madonna di Dante. Pare, secondo la leggenda, che il sommo poeta si trattenesse a pregare proprio davanti a questa statua, che effettivamente è tardo trecentesca, quindi insomma, togliendo il tardo, potrebbe anche essere quasi coeva di Dante.
Noi chiudiamo sempre con una domanda, il messaggio del parroco, in questo caso all'unità pastorale. Il messaggio del parroco all'unità pastorale è proprio un messaggio di unità intorno a questo luogo davvero simbolo di tutta la nostra storia, anche delle altre piccole comunità che ruotano attorno a San Remigio, attorno a tutto quello che qui è rappresentato per tutti. Sentiamoci davvero sempre più uniti, perché il futuro è certamente questo, non quello di dividerci e di pensare solo ai nostri orticelli, ma di stringerci sempre più insieme all'unico Signore. Grazie parroco, e noi adesso ci spostiamo per presentare alcuni piatti tradizionali e le altre tipicità del territorio. E a Fosdinovo anche l'itinerario del gusto merita interesse e andiamo a scoprire queste prelibatezze con lo chef Jonathan Muttini. Abbiamo Buongiorno. tante cose da presentare. Sì, perché comunque la cucina di Fosdinovo è una cucina ricca. Partiamo dalle torte di verdura, che possono essere di verdure diverse in base alla stagionalità appunto delle verdure stesse. Gli sgabei, che sono un piatto tipico proprio della Lunigiana, pasta di pane fritta che viene servita con i salumi, con il lardo, la mortadella tipica nostra e i formaggi. Poi abbiamo i primi, i tortelli di carne al ragù e soprattutto i testaroli di Fosdinovo, che sono diversi da quelli pontremolesi. Sono fatti nei testi, però sono più piccoli, più sottili, sono delle mini crepe fatte su dei testi di ferro. E poi abbiamo dei secondi che arrivano sempre dal territorio. Assolutamente, il cinghiale in umido e il coniglio fritto. Il coniglio fritto, che è una ricetta molto antica e particolare che viene proposta qua nella nostra zona. Poi logicamente qui abbiamo un territorio incredibile, tante aziende agricole che forniscono i maggiori ingredienti proprio ai locali presenti in questa zona. Esatto, abbiamo diverse aziende agricole che producono prodotti appunto come le verdure, i funghi pioppini di Gignola, le fave, tante aziende che producono vino, olio, miele, conserve, tutto rigorosamente sul territorio. E poi vedo anche qui farina e pasta. Farina e pasta, esatto. Abbiamo 2 mulini che producono appunto la farina in proprio. E non dobbiamo dimenticare l'olio. Non dobbiamo dimenticare l'olio extravergine di oliva, prodotto appunto sul territorio da diverse aziende, un olio molto delicato e molto indicato da usare per le preparazioni a crudo. Poi un'altra eccellenza del territorio è il miele. Il miele che può essere di castagno oppure il miele di acacia, che è un miele più delicato. Vedo anche delle conserve. Delle conserve di pomodoro, verdure sott'olio e poi il succo di pomirodei, che sono delle mele tipiche della zona, delle mele schiacciate, si consumano sia crude che in preparazioni cotte, ma da cui si estrae soprattutto questo succo particolare. Vedo anche una certa quantità di dolci. Esatto, i dolci abbiamo diverse preparazioni, una preparazione sempre a base di farina di castagna come il castagnaccio, un po' tipico di tutta la Toscana ma anche di Fosdinovo in particolare, la carscenta, il bucellato, la torta mantovana e la torta paradiso, che sono proprio i dolci tipici di Fosdinovo. È una terra questa conosciuta per la resistenza e abbiamo un amaro particolare. Esatto, abbiamo un amaro che è appunto l'amaro partigiano, che nasce da un progetto del Museo della Resistenza che serve appunto a sostenere la struttura e il ricordo di questi fatti che non possiamo dimenticare.
principe del territorio è senz'altro insieme all'olio anche il vino. Qui ne abbiamo tantissime etichette, sono tante le cantine presenti. Vogliamo vedere un po' quali sono le qualità dei vini presenti sul territorio? I vini, diciamo, più rappresentativo è assolutamente il vermentino in purezza prodotto da diverse cantine sul territorio. Poi ci sono anche i rossi, un rosso prodotto, diciamo, con un vitigno indigeno autoctono che è il vermentino nero, e poi degli altri rossi prodotti con dei blend, il canaiolo per esempio, che è un altro vitigno tipico della zona. Ma che cos'è per lei Fosdinovo? Ma Fosdinovo è una realtà molto piccola ma molto vivace, che offre un sacco di possibilità a chi viene e vuole fare cultura, vuol fare escursioni, vuol fare enogastronomia. Venite a trovarci perché merita. Grazie allo chef Jonathan, e quindi noi continuiamo alla scoperta delle bellezze di Fosdinovo in provincia di Massa Carrara. E questi sono luoghi che sono stati in prima linea durante la Seconda Guerra Mondiale, e con Simona Mussini andiamo a scoprire il Museo Audiovisivo della Resistenza, il primo nato in Italia. Dire il vero, il nostro è il primo museo di narrazione nato in Italia, realizzato da Studio Azzurro di Milano. Nel nostro museo infatti non sono contenuti oggetti, cimeli vecchi e polverosi, ma sono contenute narrazioni, testimonianze, e quindi il visitatore va incontro appunto a un racconto della Resistenza, attivando dei monitor che sono presenti all'interno del museo. È un museo quindi multimediale e interattivo, audiovisivo ovviamente come ha detto, ed è nato qui nel 2000. Questo edificio in cui adesso si trova il museo è sorto all'indomani della liberazione. Nel 1948 i partigiani della Brigata Gomuccini insieme agli abitanti del posto hanno costruito una colonia montana per ospitare i bambini e le bambine della vallata. Dopodiché l'edificio è stato dismesso, è stato diventato un ricovero per animali, e poi verso la metà degli anni 90, per volontà dell'ANPI di Sarzana e in particolare di Paolino Ranieri, che è stato commissario politico della Brigata Garibaldi Gomuccini nonché sindaco poi di Sarzana, si è deciso di trasformare questo luogo in un luogo di memoria, però appunto, come si diceva, un luogo di memoria innovativo che potesse coinvolgere le nuove generazioni con un linguaggio quindi moderno, ed ecco che nasce appunto il primo museo di narrazione. I racconti sono fatti da personaggi della Toscana e della Liguria, visto che siamo al confine. Sì, esattamente, questo è il museo audiovisivo delle due province, Massa Carrara e della Spezia. Ci troviamo proprio al confine. Il nostro museo presenta questa particolarità di risiedere su un territorio di pertinenza toscano, Fosdinovo in provincia appunto di Massa Carrara, ma essere ad esempio di proprietà del comune di Sarzana. E voi siete parte dei paesaggi della memoria. Sì, il museo è inserito in varie reti, prima tra tutte appunto la rete dei paesaggi della memoria, che raccoglie al proprio interno diversi musei ma anche luoghi significativi della Resistenza, della storia italiana. Non soltanto questo, ma facciamo parte anche di un'altra rete molto importante, che è la rete di musei toscani per Alzheimer, perché il nostro museo è un museo inclusivo, è un museo che accoglie diversi pubblici, non soltanto perché abbiamo un abbattimento totale delle barriere architettoniche, ma anche un museo inclusivo dal punto di vista culturale. Le nostre testimonianze sono sottotitolate nelle 4 lingue principali, anche in italiano per le persone non udenti, e poi appunto è aperto anche a diversi pubblici, come ad esempio le persone con Alzheimer, per le quali vengono fatti dei percorsi ad hoc. Grazie, noi continuiamo il nostro itinerario, adesso andiamo a visitare il castello Malaspina di Fosdinovo. E
il simbolo di Fosdinovo è senz'altro il castello Malaspina. Andiamo a scoprirlo con Luca Tamburini dell'ufficio turistico. Ci presenti questo importante monumento? Siamo all'interno del castello Malaspina di Fosdinovo, che è un'opera che risale al 1200 circa. È senz'altro il nostro simbolo, il nostro fiore all'occhiello, che ci contraddistingue anche dagli altri paesi. Il castello più grande, più maestoso dell'intera Lunigiana, ed era la residenza dei Malaspina dello Spino Fiorito dal 1300 al 1700, perché in Lunigiana c'erano due casate, il Malaspina dello Spino Fiorito e lo Spino Secco. Il confine era il fiume Magra. Questa era la loro residenza, dove hanno vissuto e hanno trascorso la loro vita, naturalmente. Da qui vediamo sia il mare che le Alpi Apuane. Esattamente. Tant'è che si vuole immaginare proprio che Dante Alighieri, quando ha scritto la Divina Commedia, ha immaginato i canti dell'inferno guardando proprio le Alpi Apuane poste qui alle nostre spalle. È presente la Sala di Dante, dove nel 1300 circa Dante, quando è venuto in esilio in Lunigiana, ha firmato la pace di Castelnuovo tra i Malaspina e i vescovi di Luni. Proprio a Fosdinovo sono rappresentate gli atti di questa famigerata pace che ha messo fine un po' alle guerre che erano presenti in questa area geografica. Poi abbiamo anche i Malaspina raffigurati. Abbiamo i Malaspina naturalmente, con tutti quanti i vari marchesi che si sono succeduti nei vari secoli, nei vari anni. E a me piace dire che questo è un castello, un misto di cultura e anche di enigmi, perché ad esempio c'è stata nel corso del tempo la marchesa Pallavicini. Si dice che lei era una donna vedova che aveva diversi amanti nella sua vita e questi amanti li faceva sparire attraverso una botola. Poi, come ogni castello che si rispetta, c'è il famigerato fantasma. Si parla di questa ragazza che si chiama Bianca Maria Luisia, che era la figlia del marchese. Lei era albina. Già nel 1300-1400 per la società del tempo essere albini richiamava qualcosa al demonio, a qualcosa di questo tipo, e aveva un amore impossibile, un amore che il padre non avrebbe mai permesso. E allora la decisione drastica del padre fu quella di murarla proprio nelle pareti del castello, insieme al cinghiale e a un cane, che sono i simboli di fedeltà, il cane. Il cinghiale invece il simbolo anche della sua forza, della sua lealtà. Si dice che nelle notti di luna piena il fantasma gira per il castello. Senz'altro sono da percorrere i camminamenti del castello. Sicuramente, naturalmente il panorama che abbiamo con la vista sul Golfo dei Poeti, quindi la Spezia, ma anche ad esempio Sarzana con la foce del fiume Magra, e poi le bellissime isole, la Capraia, la Gorgona, addirittura nelle giornate più belle si riesce a vedere la Corsica. Qui abbiamo anche una sala con dei mobili originali e poi abbiamo la moneta che veniva coniata qui. Eh sì, sembra strano, ma Fosdinovo nel 1666 iniziò a battere moneta grazie a un marchese. Durò non per molti anni questo privilegio, però batteva monete in oro, in argento e anche in una mistura oro-argento. Questo privilegio sicuramente è qualcosa che ci contraddistingue. All'interno del centro storico infatti c'è proprio la piazza della Zecca. La Piazza della Zecca, con anche il teatro, che era un'opera che risale circa al 1300-1400, in uno stile barocchetto genovese. Purtroppo con l'avvento di Napoleone, poi in Lunigiana e più precisamente a Fosdinovo, è stato cancellato, è stato eliminato, e sappiamo con certezza che questo teatro veniva utilizzato durante il periodo carnevalesco e nell'estate. E Fosdinovo ha un'architettura particolare.
Sicuramente dal punto di vista urbanistico Fosdinovo si sviluppa lungo una via, che è la via Papiriana. Poi nel corso del tempo, con l'aumento della popolazione, questa via è aumentata in lunghezza e sono nate delle parallele, come ad esempio via Roma, che è la continuazione di via Papiriana, via Mazzini e via Gramsci, che proprio da quest'ultima, via Mazzini, è un balcone sul mare. Una bella cosa è che come si arriva in paese c'è subito l'ufficio turistico per tutte le informazioni. Eh sì, siamo fortunati che abbiamo questo bellissimo luogo nella Torre Malaspina, dove abbiamo la zecca e abbiamo l'ermo di Pulica e ci siamo noi ragazzi di Fosdinovo. Vogliamo fare un invito a venire qui a Fosdinovo? Fosdinovo per me è il mio paese, è il mio paese dove sono nato e sicuramente per me è un grande amore. Quindi invito tutti quanti a venire a vedere il castello e anche a poter fare delle passeggiate, potendo ammirare il panorama che è unico. Grazie a Luca Tamburini dell'ufficio turistico e quindi Fosdinovo vi aspetta con tutte le sue eccellenze. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Buone passeggiate a Fosdinovo in provincia di Massa Carrara e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao!